Il 12 maggio è la giornata mondiale degli infermieri. Nel 2020 poi si celebra il bicentenario della nascita di Florence Nightingale, figura simbolo della professione infermieristica. Quest'anno, a causa della pandemia da coronavirus, gli infermieri, insieme ai medici e agli operatori sanitari, sono stati più volte chiamati eroi. Il loro lavoro in questa emergenza sanitaria, che ha visto coinvolto tutto il pianeta, è stato al centro dell'attenzione mondiale e loro hanno dimostrato professionalità, coraggio e dedizione verso i pazienti. La pandemia Covid-19 ha fermato le presenze fisiche per questa ricorrenza, che sarà comunque recuperata appena la situazione lo consentirà, ma non la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. Per la prima volta nella sua storia ha programmato di onorare la ricorrenza del 12 maggio esclusivamente online, contando sul web e sui social per diffondere nel corso della giornata numerosi contenuti inediti dedicati alla professione. Nella città di Sora, l'Associazione Infermieri Senza Frontiere, da anni attiva e propositiva sul territorio, non potendo organizzare, come d'abitudine, giornate di prevenzione e screening per la cittadinanza, ha deciso di consegnare delle mascherine nel quartiere di San Giuliano. Signora Infermieri Senza Frontiere, se scende gli regaliamo una mascherina. Ok? Una mascherina, ok? Arrivederci, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. La mascherina. Grazie. La metta, dentro ci sono tutte le istruzioni per utilizzarla. Ok? Questa è quella pure riutilizzabile. Riutilizzabile, Sì. la stira. Perfetto. Indossi. Perfetto, ok, buona giornata, arrivederci. Ciao, grazie a lei. Da molti anni in città svolgiamo anche attività di volontariato, di prevenzione e di screening verso i cittadini. Quest'anno, non potendolo fare, abbiamo deciso di venirli a trovare e di regalare loro, di donare loro una mascherina, perché la prevenzione la riteniamo molto importante. La fase 2 è delicatissima e quindi siamo felici di venirli a trovare a casa loro, i cittadini, e ci ripaga tantissimo tutto questo lavoro, i loro saluti, il loro affetto, i sorrisi che ci mandano e ci rivolgono. I volontari dell'Associazione Infermieri Senza Frontiere hanno consegnato gratuitamente a numerosi cittadini mascherine igieniche ad uso generico, antigocce e riutilizzabili, prodotte e donate da un'azienda del distretto tessile di Sora, e spiegato ai cittadini che si sono avvicinati l'importanza della prevenzione. È per noi oggi una giornata veramente importante e speciale. Festeggiamo oggi la giornata internazionale dell'infermiere. La festeggiamo quest'anno consapevoli del fatto che stiamo affrontando una grossa pandemia e l'affrontiamo portando nel cuore oggi e per sempre il ricordo di tutti i colleghi che sono morti per affrontare il Covid-19. Da molti anni in questa città festeggiamo insieme ai cittadini la giornata internazionale dell'infermiere. Negli anni addietro siamo stati in molti centri aggregativi della città, nelle scuole, nei centri anziani. Oggi siamo venuti nel quartiere di San Giuliano per andare a incontrare i nostri cittadini e per offrirgli gratuitamente delle mascherine di protezione individuale e delle lezioni di igiene respiratoria.